E comunque siamo ancora in tempo. Senti, Jill, il problema sono i tuoi impicci. Teo, non è l'unico problema che abbiamo. Anche Jill ha i suoi guai. Non dice niente, ha paura. Deve avere la guardia di finanza addosso, qualcosa del genere. Come fai a saperlo? Lo so, troppi soldi, troppi appalti, troppe rogne. Può andare sempre bene. Non si può, Jill. Guarda che in polizia si sono sempre fatte queste cose. Ma tu che cazzo ne sai di cosa si fa in polizia? E mica io solo. Lo sanno tutti. Tu stai sempre con la stessa ragazza? Ci sposiamo. E non è più una ragazza. Non ti vedo sposato. Perché? Ormai capita a tutti. Non so, ti faccio più furbo di tutti. Sei l'unica donna a cui non piacciono i matrimoni. No, siamo tante ormai. Soprattutto alla nostra età. Se tu mi dai una cosa in cambio, forse posso aiutarti. Forse. Tu sei un pezzo di merda, lo sai? Sì, Sai che sei un pezzo di merda? Dai, giù le mani. Che cazzo vuoi? Guarda che io ti compro. Cos'è? Quanto vuoi? Dai, fai una proposta. Ma che cazzo me ne frega dei tuoi soldi? Se ti ho detto quelle cose, te le ho dette perché conosco certi ambienti e non tutti sono puliti. Tu cos'è? Sei pulito tu? Cos'è? Lo vuoi rovinare? Così giovane? E per cosa, Vince? Per un ufficio più grande, certo. Una scrivania. Sei proprio uno sbirro. E questo magari non c'entra un cazzo, vero? E non so neanche chi è quello lì. Certo. Che lui è mica un coglione come nostro figlio, no, Luisa? Dove vai? Fare quello che dovrebbe fare qualcun altro.